Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 3. Quest'oggi ci troviamo nuovamente all'interno della nostra facoltà di economia e tecnologia in compagnia dei nostri due cari sim. Ci ritroviamo in una bella giornatina estiva con 22 gradi centigradi e mancano solo 2 giorni all'inizio della nuova stagione, ovvero dell'autunno, quindi sicuramente ci saranno nuove peripezie da affrontare, quindi nuove avventure. Allora, vediamo un po' che cosa succede direttamente all'interno del nostro dormitorio. A quanto pare abbiamo il nostro caro Russell Lance che si diverte, come dire, ad ascoltare le fantastiche note di qualche bella canzoncina e probabilmente sta concentrando la sua attenzione nella criminologia, le migliori pratiche di economia competitiva. Ci stiamo preparando all'esame visto che mancano più o meno 3 giorni prima del grande giorno. Allora, vediamo un po', sicuramente stiamo sfruttando la nostra fantastica voglia di studiare, quindi l'università è ricca di attività e c'è sempre qualcosa da fare. Bene, allora, sicuramente più tardi vedremo un po' di dedicarci, come dire, alla nostra fantastica valigiona del 1800, ci sarà sicuramente qui dentro il cilindro di Lincoln, i baffi di Roosevelt, quindi probabilmente lavoreremo sul piano aziendale per migliorare sicuramente tramite l'abilità e oggetti il nostro rendimento all'interno della facoltà. Benissimo, allora oggi è martedì e sono più o meno le 2, l'ora di pranzo. Allora vediamo un po'. Essendo martedì abbiamo alle 16 una bella conferenza di economia all'edificio dell'associazione Connors. Perfetto. Allora la nostra giornata è abbastanza programmata. Invece diamo un'occhiata a cosa sta combinando il nostro caro Bill Jacobi. A quanto pare è all'interno dell'edificio Connors e sta giocando in modo estremo allo skate. Perfetto. Allora in questo, come dire, gameplay cercheremo di aumentare le possibilità relazionari dei nostri cari sim. Però a quanto pare saltare una lezione è uno dei desideri principali di Bill Jacobi. Intanto qui c'è la mascotte che si diverte a fare un po' i film d'azione. Bene, innanzitutto vediamo un po' di migliorare nuovamente la nostra abilità atletica, però questa volta invece di andare all'interno della nostra palestra vedremo di raggiungere immediatamente il nostro centro sportivo. Allora vediamo se possiamo fare qualcosa. Magari all'interno dello stadio possiamo praticare uno sport universitario, come per esempio il football americano. È uno sport davvero molto particolare e sicuramente al nostro sim piacerà. Quindi partecipando a questa fantastica competizione, come dire, riusciremo a far partecipare il nostro sim sicuramente al gruppo degli sportivi e magari più avanti anche al gruppo dei ribelli, cercando soprattutto di organizzare la nostra fantastica protesta al centro universitario. La vita è più facile quando i gruppi condividono valori comuni. Bill Jacobi ha guadagnato influenza sugli smanettoni, probabilmente perché ci siamo messi a giocare al nostro gioco di skateboard. Perfetto, sicuramente essere smanettoni significa vincere grazie a una conoscenza superiore. Perfetto, allora sicuramente ci dedicheremo a questo sport universitario per il resto ovviamente della nostra vita universitaria. Vediamo un po', per quanto riguarda il nostro rendimento stiamo andando abbastanza bene, nonostante non stiamo andando molto alle lezioni, mentre quest'oggi, come dire, il martedì abbiamo una conferenza ai fumetti di Kit. Vedremo quello che possiamo fare. Allora, innanzitutto il nostro caro Russell Lance, vediamo un po', perfetto, si sta dedicando alla sua classica passeggiatina per arrivare all'edificio Connors, addirittura si mette in corsa, addirittura ci è arrivato, come dire, un piccolo invito alla festa con falò da parte del nostro professore. Sarà una festa, come dire, a dir poco noiosa, quindi vediamo di saltarla per adesso. Ok, probabilmente all'edificio Connors possono avvenire delle particolari spiegazioni molto importanti che aiuteranno il nostro sim ad accedere a nuove funzioni nell'università. Questa è, come dire, una sorta di lezione interattiva, potete vedere i classici banchi dei nostri sim e questo è probabilmente, come dire, il nostro professore. Allora vediamo che cosa succede. Abbastanza persone stanno prendendo appunti, vediamo di sfruttare questa opportunità per mantenere ovviamente il nostro rendimento alto e superare l'esame. Il tuo sim ha lavorato sodo per imparare e finalmente conosce la materia a memoria. Perché i professori devono pure chiedere una dimostrazione? Sciogli i muscoli mentali e supera un esame. Addirittura stiamo dormendo, guardate un po', eccolo qui che al primo banco ci mettiamo a dormire, dannazione. Vediamo di prendere appunti immediatamente, maledizione. Questa è l'unica opportunità che abbiamo. Allora, questa deve essere appunto la lezione di economia. Vediamo un po', addirittura un bel grafico, eccolo lì, eccola, mamma mia, guardate che figo. Ci mettiamo appunto nel retro della classe per capire più o meno cosa succede. Addirittura qui c'è un banco per il cibo, perfetto. Allora, ecco che prende appunti il nostro caro ragazzo, ottimo, studio studioso a quanto pare. Lunghe ore di studio sui libri hanno affilato la mente di Russell come un rasoio. Perfetto, vediamo di continuare. Allora, Bill Jacobi, vediamo un po' dove si ritrova. Non era allo stadio?
Vediamo cosa sta combinando. Attenzione, studia il cervello. Ah, questa deve essere, come dire, la nostra zona appunto per la tecnologia. Deve essere una specie di macchinario per lo studio telepatico. E probabilmente stiamo aumentando il nostro rendimento. Però io non credo che adesso dobbiamo dirigerci verso questa nostra piccola professione. Vediamo di arrivare direttamente allo stadio per iniziare quindi un bello sport universitario. Quindi il football americano potrebbe essere adeguato. Vediamo di seguire il nostro caro amico, altrimenti si dedica a argomenti completamente fuori dal... Ah, ecco perché adesso capisco. Sicuramente avevamo la nostra lezione dei fumetti da Kit. Ah, eccolo qui, perché appunto sono le 16:34. Quindi vediamo di dedicarci interamente al cervello per adesso, che me ne ero appunto dimenticato. È una lezione obbligatoria, quindi cercheremo di sfruttarla al massimo. Allora, questa è addirittura la macchina per il potenziamento cerebrale. Sicuramente ogni facoltà ha un particolare oggetto appunto di studio. Questa è appunto la nostra macchina di, come dire, di rilevata importanza, mentre il nostro caro Russell Lenz, come dire, ha la sua valigiona del 1700. Allora, vediamo cosa possiamo combinare. Addirittura un potenziamento cerebrale, trova una cavia da laboratorio. Magari più tardi studieremo il nostro caro Russell Lenz al microscopio, propriamente all'interno di questa piccola macchina. Allora, vediamo se possiamo utilizzare un bel potenziamento cerebrale. Vediamo un po', addirittura ci sono diversi sim che si divertono qui intorno. Sicuramente staremo aumentando il nostro rendimento. Addirittura questo è un negozio di fumetti. Visto che sono un appassionato di fumetti, magari ci possiamo gettare dentro e cercare qualcosa di divertente. Allora, ancora che studiamo il cervello, sembra una cosa abbastanza noiosa, quindi però sicuramente stiamo aumentando il nostro rendimento. Allora, vediamo cosa succede. Mi sa che la nostra conferenza sta per terminare, Vediamo un po'. Ecco che ancora continuano a dormire. Ecco che termina, perfetto. Prima conferenza, l'università ti dà accesso alle menti più eccelse del mondo. Russell è appena uscito dalla sua prima conferenza ed è sbalordito. Molto bene, sicuramente siamo pronti per l'esame, abbiamo una buona quantità di conoscenza, quindi vediamo adesso quello che possiamo fare. Sicuramente vedremo di utilizzare il nostro pianificatore aziendale per continuare a migliorare soprattutto la nostra preparazione. Ok, allora Bill Jacoby ha anche terminato il suo potenziamento del cervello, eccoci nuovamente a casa. Allora, sicuramente salteremo la lezione l'indomani, ci dedicheremo a qualcosa di interessante, o vedremo di raggiungere il nostro caro edificio sportivo, magari inizieremo la nostra protesta. Intanto vediamo di fare una visitina alla fatina dell'urinatoio, perfetto, e vediamo innanzitutto di trovare qualcosa di interessante. Allora, vediamo un po'. Kit di arte da strada di Banky, disegna un tag sul muro, graffito per terra. Potrebbe essere davvero una mossa adeguata per sfruttare appunto il nostro tratto che abbiamo scelto, ovvero all'avanguardia. Il tuo sim svilupperà l'abilità nell'arte di strada a ritmo maggiore, i dipinti e le sculture saranno, come dire, più stimati, quindi vediamo un po' di sfruttare questa nostra abilità. Ok, allora ritorniamo nuovamente su Russell Lenz. A quanto pare siamo riusciti ad arrivare a casa, perfetto. Vediamo un po'. Ah, addirittura questa è la nostra tela che possiamo compilare, il nostro caro graffito. Vediamo di metterlo, come dire, nel retro appunto della nostra, del nostro piccolo dormitorio. Allora, saliamo immediatamente al piano superiore, mettiamoci a letto perché domani sarà una grande giornata, soprattutto colma di impegni, quindi vediamo un po'. Con il kit di arte di strada lo scenario diventa la tela. Ti piacerebbe saperne di più? Mi sa che ne so abbastanza. Ecco la festa alla quale non ci siamo andati, perfetto, vedremo un po' domani quello che possiamo fare. Allora, intanto il nostro caro Russell ha un po' di sonno, mandiamolo a letto e vediamo un po' che cosa combina Bill Jacoby. Allora, vediamo un po', si dedica un po' ai graffiti, addirittura impianta prima la tela, eccolo. Guardate che figo, probabilmente ciò aumenterà il divertimento. Molto bene, lasciamolo, come dire, alla sua arte di strada. Successivamente vedrai di prendere direttamente qui dentro qualcosa, vediamo un po', ti preparerai dei bei maccheroni e formaggio, ottimo. Addirittura qui c'è un pranzo, anzi una cena di gruppo. Dobbiamo sicuramente sviluppare qualche nuova relazione, perché sicuramente i nostri sim soli non possono stare. Allora, ci sono delle fantastiche note di una canzone, come dire, di musica classica, quindi vediamo di dirigerci immediatamente alla nostra stanza per evitare di essere svegliati. Ok, allora, vediamo un po', aumentiamo nettamente la nostra velocità, vediamo intanto come è terminato il graffito. Agitando la bomboletta, Bill scatena la sua ribollente vena creativa. Allora, vediamo un po' che cosa è riuscito a dipingere al piano di sotto, eccolo, vediamo se si riesce a leggere qualcosa. Maledizione, sono più che altro geroglifici, però, dai, un graffito di tutto rispetto. Ok, allora, agitando la bomboletta siamo riusciti a completare un particolare desiderio che ci ha aumentato sicuramente l'umore. Bene, allora, vediamo un po'. Russell Lenz completamente in piedi. Maledizione, perché ci fanno gli scherzi e probabilmente entrano e ci svegliano continuamente, quindi vediamo di rimetterci a letto con i nostri cari sim. Ok, vediamo un po' cosa succede al piano inferiore. Ci stiamo dedicando, come dire, alla cucina. Vediamo un po', addirittura nel forno a microonde. Mamma mia, stai attento allo stomaco che qua ti salta tutto in aria. Addirittura qui la fantastica cucina ormai usurata dal fuoco. $400 li dobbiamo mettere noi, maledizione. Attenzione,
le fantastiche note di una musica classica, perfetto, devono essere sicuramente al piano superiore. Bene, vediamo di aumentare la nostra velocità e lasciare, come dire, i nostri sim alle ultime ore della sera. Allora, innanzitutto stiamo recuperando energia, benissimo, l'indomani sarà una giornata molto piena, tra 11 ore sicuramente che, come dire, mercoledì avremo una giornata molto complicata per il nostro Russell, sicuramente all'edificio di economia. Bene, magari più tardi vedremo di dedicarci con il nostro caro Bill Jacoby alla nostra protesta. Allora, vediamo un po', innanzitutto potremmo andare a mangiare al bistro domani mattina, visto che è disponibile anche questa grande opportunità. Mangeremo, come dire, con altre persone magari. Vediamo un po', ma sicuramente queste l'indomani non ci saranno più. Quindi vediamo di mangiare per conto nostro al prezzo di $18 proprio appena sorgerà il sole. Bene, mentre Bill Jacoby credo che farà lo stesso, però vedremo di mandarlo alla caffetteria Bucanieri. Vediamo un po'. È aperto dalle 5 all'1, maledizione. Quindi una bella visitina al bistrot potrebbe anche fare comodo. Bene, allora, vediamo un po'. Perfetto, mi sa che abbiamo raggiunto l'energia adeguata per iniziare la nostra giornata. Ok, mi sa che possiamo spegnere questo stereo perché continua un po' a rompere le scatole. Perfetto. Ok, sicuramente iniziare con il piede giusto dopo una bella dormita può essere la mossa adeguata, quindi vediamo di alzarci, probabilmente sono le 3 di notte, e iniziare quindi la nostra avventura. Allora, sicuramente utilizzeremo il nostro pianificatore aziendale per migliorare la nostra abilità di bookmark o addirittura di giornalista. Non so ancora che carriera far fare al nostro caro Bill Jacob, al nostro caro Russell Lance, perché il desiderio vitalizio ci comporta l'amministratore delegato di una mega corporazione quando torneremo a casa, però anche il giornalismo potrebbe essere un'ottima opportunità e forse potrebbe essere anche più intrigante. Quindi vedremo un po' più avanti quello che accadrà. Ok, Bill Jacoby appena terminerà la sua avventura, tornerà certamente, come dire, al bistrot, e vedremo di fargli iniziare un bello sport professionistico, come per esempio il football americano. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Vediamo di arrivare direttamente al nostro bistrot alle 3 di notte. Attenzione a non essere derubato qui in mezzo alle strade, perché queste strade sono molto ma molto pericolose. Ok, anzi magari dopo il bistrot potremmo andare a fare, come dire, a visitare i nostri fumetti di Kit, magari alle 8 del mattino appena aprono, come dire, i battenti. Allora, vediamo che cosa vendono qua intorno. Sembra una specie di Burger King. Qua dentro ci sarà Krusty il Clown. Vediamo un po'. Mi ricorda quegli edifici, come dire, di ristoro che c'erano appunto in GTA 4. Davvero molto simili. Ok, addirittura qui c'è il drive-in. Mamma mia, proietteranno qualche film. Ok, allora dopo aver terminato ovviamente il nostro pranzo vedremo un po' di studiare, come dire, all'interno del nostro laboratorio aziendale. Molto bene, intanto abbiamo terminato anche il nostro sonno. Ok, vediamo di aumentare un attimino la velocità per portare i nostri sim, come dire, alle loro opportunità. Dopo una bella colazione alle 6 del mattino un bello hot dog proprio per distruggere lo stomaco. Benissimo, il primo corso della giornata inizierà presto, 9 giorni restanti per gli esami finali. Molto bene, allora vediamo un po'. Innanzitutto eccoci finalmente all'interno della nostra, anzi quest'oggi non frequenteremo una lezione con Russell Lance, ci dedicheremo nettamente al nostro laboratorio aziendale. Eccolo qua, proprio immerso nel suo lavoro, ecco, a compilare pratiche, addirittura a dare un'occhiata ai grafici. C'è addirittura l'orologio del nostro presidente Lincoln. Mamma mia, proprio la carriera di affarista o di giornalista sarà quella che aiuterà il nostro caro Russell Lance a guadagnare soldi per il resto della sua vita. Ok, vediamo un po', ancora stiamo mangiando al bistrot, le lezioni sicuramente oggi non le frequenteremo, perfetto. Sicuramente può essere anche un'ottima opportunità iniziare, come dire, a studiare a casa, quindi a partecipare a una propria attività che andare a lezione. Entrambe le cose sono ovviamente equivalenti. Allora, vediamo un po', abbiamo terminato anche la nostra colazione, vediamo di dirigerci finalmente al nostro caro luogo appunto per la pratica del nostro football americano. Vediamo un po' che cosa possiamo fare, cerchiamo di entrare all'interno del club degli sportivi. Ok, eccoci che probabilmente staremo disputando una bella partitona, come dire, al nostro caro stadio principale. Addirittura possiamo frequentare una lezione di manualità, addirittura. Io direi di intensificare le relazioni con il nostro caro Bill Jacoby, magari in palestra troveremo qualcuno di interessante. Allora, vediamo di dirigerci nettamente alla nostra palestra comunitaria. Eccola qui, perfetto. Addirittura stiamo studiando normalmente con il nostro caro Bill, con il nostro caro Russell. Ha terminato, come dire, la grande opera al pianificatore aziendale. Perfetto, io direi di farci un'altra bella ora con uno studio alla criminologia, così termineremo soprattutto le nostre gli ultimi studi da fare. Perfetto. Mancano 2 ore alla prossima lezione, quindi manca davvero poco. Ok, abbiamo guadagnato, come potete ben vedere, un bel punto all'interno ovviamente del club degli sportivi, e questo potrebbe essere soprattutto un'ottima opportunità. Adesso vediamo in palestra quello che riusciremo a fare. Intanto saltare 2 lezioni potrebbe essere la mossa adeguata per completare un altro po' di felicità. Ok, allora vediamo un po' in palestra chi possiamo ritrovare. Vediamo, siamo sempre gli unici. Ecco, già c'è qualcuno, perfetto. Vediamo di stringere un po' di amicizia. Diamo un'occhiata al piano superiore. Addirittura c'è la pista da corsa. Allora vediamo
vediamo se possiamo invitare qualcuno a giocare a ping pong. Vediamo un po', eccolo qua. Sidney Garza, magari potrebbe essere un'ottima opportunità per incementare i rapporti, quindi vediamo di invitarlo al piano superiore e farci una bella giocatina a ping pong. Ok, vediamo un po', addirittura, no, non è una sorta, cos'è questo? Vediamo, non è il classico ping pong, vediamo un po'. Vediamo, ah, gioca a succo pong, non avevo letto, ah, ci stiamo ubriacando, ah, perfetto, questo può essere un atteggiamento anche da ribelle. Molto bene, attenzione, grande tiro, mamma mia, Michael Jordan in persona, vediamo un po', non credo che ce la faremo però a resistere, intanto le classiche note di una canzone rock, attenzione, ecco che sbaglia, Magic Johnson ritorna dall'altra parte, attenzione, Michael Jordan pronto al tiro, fuori, maledizione. Mi sa che ogni volta che andremo a segnare ovviamente nel nostro bicchierino ci dovremo scolare mezza birra, eccolo, attenzione che usciremo sicuramente colmi di sbronza, attenzione, eccolo, attenzione, Patrick Ewing, niente, fuori. Molto divertente, vedete un po', mentre il nostro caro Russell continua a studiare sodo, a dirigersi soprattutto alle lezioni aziendali, ci divertiamo a bere e a giocare con un probabile amico. Allora sicuramente nel momento in cui termineremo la nostra come dire, il nostro gioco, vedremo di presentarci e sicuramente instaurare una buona amicizia. Vediamo un po', l'unico amico che abbiamo è il nostro caro professore di tecnologia, sicuramente ottimo per superare l'esame al termine della nostra avventura. Eccolo qui, che succede? Abbiamo terminato ovviamente il nostro gioco, ancora non siamo ubriachi, sicuramente. Ah, eccolo, vediamo un po', effetto del succo, alcuni sorsi di succo fanno sentire audaci e Billy, i comportamenti a rischio non sembrano tanto a rischio e le cattive decisioni sembrano migliori. Allora, vediamo un po' cosa possiamo ritrovare. Allora, vediamo un po', nell'altra pagina, studia insieme, salta l'esercizio fisico, sicuramente siamo degli sportivi, quindi possiamo utilizzare questa particolare abilità. Racconta una storia buffa, vediamo un po', mentre vediamo di far ridere il nostro caro amico, perché sicuramente un'amicizia solida si fonda sulle risate. Allora, vediamo un po', una faccia buffa, perfetto, mentre per quanto riguarda l'amichevole, vediamo un po', descrivi un'idea radicale, questo è un particolare desiderio che magari possiamo ritrovare più avanti, entusiasmati per la musica misconosciuta, mamma mia, e vediamo un po' di chiacchierare nella maniera migliore per intensificare ovviamente i nostri rapporti. Ok, mentre vediamo un po' cosa combina il nostro caro Russell. Nuovamente stancanovista dello studio, la devozione fanatica agli studi ha portato Russell in uno stato simile allo zen, una specie di meditazione sul monte Ida per lodare ovviamente lo studio. Grande il nostro amico. Allora, vediamo un po', eserciti nell'acclamazione scolastica, possiamo anche lasciarla perdere, stiamo migliorando davvero tanto. Magari più tardi vedremo di donare anche la nostra saliva per guadagnare anche qualcosina, perché sicuramente abbiamo speso qualcosa al bistrot, quindi vediamo di recuperarla. Magari più tardi possiamo anche dirigerci al nostro, come dire, come viene chiamato, modulo verde per la fusione mentale. Magari possiamo fare amicizia con qualche bella ragazza che c'è appunto al piano inferiore. Allora, vediamo un po' di accelerare appunto le nostre pratiche all'interno della nostra università. Ok, avanti, termina il tutto. Presentiamoci amichevolmente a questa, come si chiama, Veronica Riley. Potrebbe essere davvero un'ottima amica per il nostro caro ragazzone, magari anche un'ottima fidanzata.